Primi incontri istituzionali per Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, con Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, e Francesco Rucco, presidente della provincia e sindaco di Vicenza. L'obiettivo principale di questi appuntamenti è stato quello di richiamare nuovamente l'attenzione delle istituzioni sul mondo dell'artigianato, messo duramente alla prova dall'attuale contesto pandemico. Nei giorni scorsi ho incontrato Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, e anche Francesco Rucco, presidente della provincia e sindaco del comune di Vicenza. Con Ciambetti abbiamo parlato delle risorse della regione a disposizione delle imprese. Con Francesco Rucco abbiamo intavolato temi riguardanti la mobilità in generale sulla provincia, ma soprattutto la mobilità che riguarda il centro cittadino. Dai due incontri è emersa la positiva apertura al dialogo sui temi portati, sia in termini di risorse da destinare al settore dell'artigianato, sia in merito al tema ambientale e della sostenibilità dei trasporti a livello locale. Sentiamo. Incontro positivo con il nuovo presidente degli artigiani di Vicenza, sicuramente un lavoro che inizia e come sempre la Regione Veneto ha avuto con l'Associazione Artigiani sicuramente un rapporto importante, vuoi per il numero di associati, ma anche per la qualità delle proposte e delle idee che arrivano dal mondo produttivo, in particolar modo di Confartigianato Vicenza. Quindi un inizio è un momento appunto anche operativo con alcune categorie che hanno dei problemi imminenti da risolvere e che sicuramente come Regione Veneto seguiremo con attenzione. Questa mattina ho incontrato il nuovo presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion, che già conoscevamo come vicepresidente, è una persona seria con la quale ci siamo confrontati su alcuni temi importanti per la nostra città, in particolare sul tema della mobilità sostenibile, molto cara a Confartigianato, alla variante del centro storico e agli sviluppi anche legati all'energia dell'operazione IMGSM.